7 giorni fa a Santa Severa il Play-Eur si è arreso per la prima volta in questo campionato, cedendo anche il primato del girone. Oggi, per tornare a vincere, i ragazzi di Luzzardi dovranno vedersela col Montefiascone. Amici di Fanner, un saluto dal centro sportivo Mario Tobia, 13ª giornata del girone A del campionato di promozione laziale. In campo Play-Eur e Montefiascone. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Gara che parte in questo istante, primo pallone per il Play-Eur, in maglia nera. Attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi subito. Prima conclusione fuori dallo specchio della porta avversaria però. Per la formazione di Luzzardi. Il 4-3-3 dei padroni di casa vede Beneselli sull'out di destra, Barilla a sinistra e Babucci, terminale offensivo. Montefiascone che riconquista la sfera, ma solo per un attimo, perché prova ad andare via sulla destra Melucci. Nei pressi del lato corto dell'area di rigore prova a giocare col tacco per un compagno, ma Ospiti che riprendono il possesso, non riuscendo però a uscire dalla propria metà campo. Porcacchia, stufa, Melucci, tocco verso l'interno, intercettato, prova a uscire palla al piede il Montefiascone. Faina va a cambiare gioco sulla destra. Pantaleoni riconquista la sfera, stufa. De Angelis gioca lungolinea. Barile si prende la rimessa laterale. De Angelis, la sponda col petto di Babucci, sfera subito allontanata e Mazzesi va a ricominciare da Castellani. Estremo difensore al rinvio fuori misura, pressing solitario di Panichi che ha funzionato, costringendo all'errore il numero 1 del Play-Eur. Melucci, anticipo su Babucci, pallone in verticale, colpo di testa a superare Porcacchia, la mette giù Panichi. Si allarga sulla destra il numero 9 che poi va a servire all'indietro un compagno. Faina. No, va bene, però insomma ho capito. Torna da quel lato. Pantaleoni rompe la manovra e chiude in fallo laterale. Ho capito. Vabbè, tutto bene. Laterale lunga all'interno dell'area di rigore per Panichi che prova ad andare via. Porcacchia riesce a toccare questa sfera che attraversa l'area di rigore e poi si salva il Play-Eur. Già riconquistata la sfera però dagli ospiti che provano ancora a penetrare all'interno dell'area di rigore avversaria. La chiusura di Melucci in calcio d'angolo. Da una rimessa laterale apparentemente innocua è nato il primo pericolo della formazione ospite, che si è presentato dalle parti di Castellani con il numero 9 Panichi, è andato via benissimo a Porcacchia. Ora sarà calcio d'angolo con Faina che si dirige nei pressi della bandierina. Ma questa è la mamma. La rincorsa di Faina, pallone sul primo palo, sfera che attraversa tutta l'area, poi la conclusione che non trova lo specchio della porta, prova a uscire il Play-Eur, tocco in verticale a cercare Babucci, fa ottima guardia però Fraghi che va all'indietro da Caselunghie. Ancora il 6, alza la sfera in avanti, stufa, la mette giù, gioca in orizzontale con Pantaleoni. De Angelis sulla sua verticale Bugiani che riceve in questo momento, alza la testa il 7, va al traversone col sinistro, sfera sul secondo palo. Nessuno a concludere. Pallone che si spegne in fallo laterale.
Faina mette in movimento Luperto. Si ricomincia. Fraghi. Alza la testa il 6 che va a destra. Minciotti con l'esterno destro, ottima l'apertura per Bellacima che avanza, tocca centralmente, Pantaleoni interviene, poi Stufa a suo supporto, trasforma la manovra difensiva offensiva per il play euro, pallone sulla sinistra, Barile può andare all'1 contro 1, tocco verso il centro, fuori misura per l'inserimento di Stufa, prova a tenerlo vivo Veneselli, ma Bellacima è bravo a riconquistare la sfera. Cambio di gioco sulla destra, De Angelis, attento in copertura. Certo. Lungo Castellani. Zappalà controlla questo pallone. Rinvio murato da Babucci, sfera sul fondo. Caselunghi andrà al rinvio coi piedi. Faina, verticalizzazione stoppata da Pantaleoni. Veneselli, Pantaleoni, in mezzo a 4 avversari, perde la sfera il numero 5. Prova a uscire il Montefiascone col pallone sulla sinistra, intercettato da Melucci. Veneselli, scarico avventato, pallone consegnato a Panichi che va a calciare, Porcacchia Mura. Vabbè, quando arrivi qua si chiamami, Ciao amore, ciao. Luperto sulla destra prova ad andare via, chiuso con De Angelis che mette in fallo laterale, stava per mandare in porta l'avversario Veneselli con un retropassaggio a dir poco avventato. Porcacchia si è opposto alla conclusione di Panichi, lo stesso numero 6 ora va a colpire di testa Minciotti a sua volta verso l'area di rigore del play euro. Interviene Mazzesi ma il gioco è fermo per una posizione di offside. Calcio di punizione per la formazione capitanata da Danilo Porcacchia che mette il pallone a terra e lo gioca con Pantaleoni. De Angelis intercetta la sfera, Luperto che poi va a giocare con Faina, suggerimento in verticale del numero 4, De Angelis copre bene la sfera dall'attacco di un avversario, ancora Faina, lotta con Pantaleoni, alla meglio il 5 del play euro che prova a mettere in movimento Babucci, fa sportellate con un avversario, se la cava la difesa del Montefiascone, poi Bellacima in verticale per Bordoni che mette giù e gioca all'indietro, alza la testa il playmaker del Montefiascone che sbaglia questa volta l'apertura a cercare Minciotti, pallone troppo largo. Barile controlla la sfera dopo che questa ha superato la linea laterale del campo, rimessa con le mani per il Montefiascone. Lungo Zolla, lascia passare Panichi che poi va a lottare con Porcacchia, prova a fermarlo il capitano del play euro, ci riesce in modo anche regolare. Alla fine rimessa dal fondo per Castellani. 9 minuti, poche emozioni finora al Mario Tobia. Gara partita con un ritmo non altissimo. Indicazioni di mister Luzzardi mentre Fraghi va alla battuta di questo calcio di punizione allargando il pallone sulla destra da cui parte un traversone
facile per Castellani. Al rinvio lungo il numero 1. Veneselli prova a metterla giù. Bella cima. Fa solo la sfera ma solo per un attimo. Babucci, la sponda, Pantaleoni allarga sulla sinistra per De Angelis che trova sulla propria verticale Barile, spazio per il 10 che mette in movimento Bugiani, ottimo il traversone del 7 anticipato Babucci. Laterale play euro, si è mosso ancora bene Bugiani andando a mettere un altro buon traversone all'interno dell'area di rigore del Montefiascone, che ora prova a uscire palla al piede, cerca la giocata Panichi, fermato ancora da Porcacchia. Sarà una bella sfida quella tra i due. Barile, pallone che gli viene sottratto, verticalizzazione improvvisa a cercare proprio Panichi, questa volta a coprire Mazzesi. Castellani esce, blocca la sfera e va a rimetterla in gioco. Pantaleoni alza la testa, va ad allargare sulla sinistra, sbagliando completamente le misure del passaggio. Minciotti calcia sull'altro numero 7 e si prende la rimessa laterale. Zolla alla rimessa con le mani, trova Panichi che mette giù, allarga sulla destra, c'è un'irregolarità e dunque calcio di punizione in favore del Montefiascone. Battuta affidata a Faina che va corto sul primo palo, Pantaleoni mette fuori. Si ricomincia da Caselunghie. Largo a destra. Faina col petto, poi non riesce lo stesso numero 4 a tenere il pallone in gioco sul suggerimento di Zolla. Laterale in favore del play euro che De Angelis va a giocare lunga, trovando Barile che cerca il cambio di gioco improvviso. Veneselli arriva sulla sfera, costretto a defilarsi il numero 11, può andare all'1 contro 1 col diretto avversario, pallone sul mancino, rastoterra verso il centro, Babucci non trova la deviazione vincente. Caselunghie, lungo col mancino, riconquista la sfera del play euro. Melucci gioca con Veneselli, prova ad andare via bene l'11. Ancora un dribbling di Veneselli, si prende un calcio di punizione. Spiegano Pantaleoni e Veneselli col numero 11 che si incarica della battuta di questo calcio di punizione. Tutte le torri a saltare per il play euro. Il mancino di Veneselli sul secondo palo, sfera che diventa buona ed eccolo il gol del vantaggio della formazione di casa siglato da Babucci, andato vicino al gol qualche istante fa, lo trova ora su una splendida punizione di Veneselli. 1-0 play euro dopo 14 minuti di gioco.
Play-Eur dunque avanti al quarto d'ora, vediamo come reagirà il Montefiascone. Fallo di Stufa. Calcio di punizione per gli ospiti. Zolla. Beneselli con l'esterno sinistro prova a disegnare un filtrante per Babucci. Chiuso in fallo laterale da Fraghi. Melucci con le mani, va dentro l'area di rigore, pallone messo fuori, interviene Stufa che poi col tacco va a servire ancora Melucci, traversone murato, prova a coprire la rimessa laterale, non ci riesce il 2. Mazzesi, fallo ai danni del numero 9 Panichi, calcio di punizione ancora per il Montefiascone. Già battuto, col pallone all'indietro per Faina che gioca con Zappalà. Faina. Chiusura in fallo laterale. Fraghi va a cercare l'apertura sulla destra, ancora attento De Angelis. Barile allarga sulla sinistra proprio per il numero 3 che tocca in verticale trovando Bugiani che prova a inserirsi, chiuso, pallone messo poi verso il centro, fuori gioco di Babucci. Sta legittimando il vantaggio il Play-Eur con un buon gioco. Invece non è vero, perché io mi sono portato in giro a Madrid, abbiamo vissuto a Madrid, Pantaleoni perde la sfera, avanza il Montefiascone, pallone che diventa buono per Panichi che è circondato da maglie nere, prova a far tutto da solo, viene però chiuso e pallone allontanato poi in fallo laterale. Laterale per Bella Cima, si muovono le maglie verdi, sfera riconquistata però ancora dal Play-Eur che va poi a guadagnare una rimessa laterale. Melucci, si fa vedere Babucci che mette giù e va a giocare all'indietro proprio per il 2 che ricomincia da Mazzesi, attaccato, allontana senza badare troppo alla forma. Zappalà, Ruperto ancora per il 5. Si fa vedere Nami. Bella Cima di prima verso il centro, pallone che passa, Mazzesi la mette giù, ricomincia da Castellani, attaccato il numero 1, rischia andando poi ad allontanare in qualche modo la sfera che Bugiani fa arrivare sui piedi di De Angelis, in verticale per Barile. Buono il fraseggio con l'apertura poi sulla destra dove può avanzare Melucci, c'è campo per il 2 che si ferma e serve Stufa. Si trattava anzi di Bugiani che è andato poi all'indietro da Porcacchia. De Angelis trova ancora Barile, 1 contro 1 con Zolla. Barile, tocco all'interno, pallone messo fuori, arriva però Bugiani che
Zappalacchi può pensare anche alla conclusione, controllo e destro, murato da un avversario. Panichi prova ad andare via Mazzesi, ce la fa il 9 che può puntare ora Porcacchia. Vorrebbe il supporto di un compagno, Porcacchia lo tocca duro, calcio di punizione. Dai, che cazzo, sono 7 palli che gli fa. Più avanti, più avanti! Senza dubbio Panichi, finora l'uomo più pericoloso del Montefiascone. Non avranno vita facile Mazzesi e Porcacchia. Faina intanto va a disegnare questa traiettoria sul secondo palo. È un colpo di testa proprio di Filippo Mazzesi. Mette in calcio d'angolo. Minciotti lascia lì la sfera per Faina, che va verso il centro dell'area di rigore del play Euro. Pantaleoni mette fuori, si coordina, non trovando però lo specchio della Portanami. Larga sul fondo la sua conclusione. Lungo Castellani, Babucci prolunga per Barile che in posizione regolare può andare via sulla sinistra. Il numero 10 fa partire un traversone deviato in calcio d'angolo da Zappalà. Corner battuto corto per Barile che poi va a crossare, rasoterra verso il centro, sfera allontanata, si alza un campanile, Montefiascone che in qualche modo riesce a cavarsela, la mette giù poi Bellacima che gioca in verticale, non trova il controllo Panichi. Castellani, lungo, Babucci, all'indietro De Angelis, Porcacchia, Nami all'indietro, Luperto, tocco verso il centro, non c'è nessuno, Mazzesi può controllare, gioca con Pantaleoni, pallone all'indietro per Mazzesi, attaccato, ma perché indietro? perde il possesso il play Eur. Non riesce però a sfruttare questa indecisione il Montefiascone. Laterale ancora per i padroni di casa. Stufa. Faina, pardon. Tocca corto per un compagno. Suggerimento in verticale poi con la chiusura della difesa in maglia nera. Barile prova ad andare, attento Zappalà che chiude in fallo laterale. Irregolarità di Babucci, calcio di punizione in favore del Montefiascone, finito a terra Zolla, è già ripartito il gioco, dall'altra parte Bellacima. Fraghi, solita apertura a destra, aperto, Fraghi, lungo Zappalà, lascia passare Porcacchia, pallone facile
per Castellani che gioca corto, ricomincia da dietro il play euro, Pantaleoni, Veneselli di prima, apertura sulla sinistra per Barile che può andare a puntare la difesa avversaria. Barile raggiunge il fondo, fa partire un buon traversone, bravo Caselunghe che blocca questa sfera, va a giocarla poi a terra per un compagno, esce palla al piede il Montefiascone, in fallo laterale Pantaleoni. Bella cima. Fraghi. Faina. Alza sulla destra. Pantaleoni può ripartire il play euro. Suggerimento sulla sinistra. Corre Barile, palla al piede. Si fa vedere Veneselli. Sovrapposizione di De Angelis. Ecco il pallone a servire il 7. Bugiani, non De Angelis, che ha ricevuto questo pallone però con qualche istante di ritardo quando era già in fuorigioco. A lungo Castellani, Porcacchia la chiama e va a colpire. Faina. Zolla in verticale, De Angelis di testa. Sbaglia il tocco Pantaleoni. Nami. Riconsegna la sfera al play euro. Stufa, sbaglia il tocco. Molti errori negli ultimi 30 secondi. Siamo al 27esimo del primo tempo, 1-0 per il play euro. Decide il gol di Babucci. Suggerimento in verticale a cercare la corsa di Minciotti, chiude bene Mazzesi, pallone poi allontanato col colpo di testa di Bugiani, la mette giù col petto Babucci che va a giocare di sponda per Pantaleoni, la cui verticalizzazione è troppo lunga, Barile non ci può arrivare, Caselunghe fa sua la sfera. Faina gioca in verticale, non trova il compagno, può ripartire allora il play euro. Barile mette giù la sfera, attaccato da più avversari, gioca indietro con Pantaleoni. Mazzesi, la corsa di Melucci sulla destra, prova a servirlo in questo momento Mazzesi, Melucci riesce a controllare, pallone verso il centro, sfera che passa allontanata poi dalla difesa del Montefiascone. Conclusione di Stufa che finisce sui piedi di Babucci che prova ad andare via all'interno dell'area di rigore, fermato. Ancora Pantaleoni, ancora play euro con Veneselli, all'indietro per Melucci, tocco corto proprio per Pantaleoni. Mazzesi allarga dall'altra parte per De Angelis che mette giù e prova ad andare via, chiuso da Minciotti che prova a far ripartire i suoi, pallone sulla destra, c'è la corsa del numero 11 Bordoni, atterrato poi da un avversario, tutto regolare per il direttore di gara. C'è stato uno scontro fortuito secondo l'arbitro con Porcacchia, play euro che di fatto ha riconquistato la sfera e può ripartire dalla propria metà campo. E giochiamo sempre indietro giochiamo. Si fa vedere Stufa che va ad allargare sulla sinistra, Barile controlla, De Angelis si sovrappone, avanza il 10 che poi cerca Babucci, di prima gli restituisce il pallone, Barile penetra centralmente, poi prova a far passare questa sfera, se la cava il Montefiascone, ancora play euro, mette a terra Pantaleoni, si fa vedere Melucci, in verticale per Babucci, pallone sporcato che arriva dalle parti di Barile, fallo ai suoi danni, calcio di punizione da una buona posizione per i padroni di casa.
è tipo macchiata un po' di l'età no, l'asta, no, di piantenere, pare che 101. Sì, perché lei non gli sono attrezzate, il tappo carina così, sono uguali, che mi Pantaleoni e Mazzesi sul punto di battuta. Sarà probabilmente il 4 a calciare. Il tocco di Pantaleoni. Ecco la botta di Filippo Mazzesi. Lontanissima dalla porta. Difesa da Caselunghie. Stufa. Nami. Sali Lele. Allarga sulla destra. 1-2 che non si chiude, interviene Pantaleoni, ma il pallone è ancora per il Montefiascone con Faina che si defila, mette questo pallone verso il centro. Era andato via Panichi, ma l'aveva fatto partendo da una posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente del direttore di gara. Castellani che non ha di fatto effettuato alcuna parata finora. Melucci prova ad andare via sulla destra, tiene vivo il pallone finché non viene chiuso in fallo laterale dall'altro. Numero 2 Zolla che si è spostato sulla fascia sinistra. Stufa torna sui suoi passi, poi punta nuovamente il fondo, interviene ancora Zolla a chiudere in fallo laterale. Rimessa con le mani affidata a Melucci che va dentro l'area di rigore, pallone prolungato, allontana poi Faina. Porcacchia, pallone ancora dentro, sfera consegnata a Pantaleoni che gioca con Babucci, la mette giù il 9, all'indietro Beneselli. Dai a Beneselli, Dani. Bravo. Porcacchia allarga, Faina, Zolla, pardon, legge bene la traiettoria e va ad anticipare Beneselli. Minciotti accompagna il pallone in fallo laterale, Melucci va a battere la rimessa, scambiando con Stufa. Tocco corto a cercare Beneselli, fuori misura, laterale per il Montefiascone. Plieur in vantaggio di un gol ma in controllo della gara. Pronto? Pallone per Fraghi. Faina Che è messo male, che te devo dire? Che è messo male. Io non sto recupera la sfera a Bugiani, prova a verticalizzare. Vieni su, andiamo su. Fraghi alza ancora la sfera, allarga questa volta dall'altro lato dove riceve in posizione di fuorigioco Panichi. Non ti preoccupare, tutto quanto a posto, non ti preoccupare, cose normali. Si muove bene la difesa di Luzzardi. Castellani. Pallone in fallo laterale, bella cima alla battuta di prima Faina, pallone prolungato di testa, interviene poi Porcacchia. Pantaleoni prova a riconquistare il pallone, atterrato da un avversario, calcio di punizione per il Play-Eur. Bugiani, avanza il 7, Pantaleoni, Porcacchia, Mazzesi,
altissimo Melucci sulla destra che riceve in questo momento. Avanza il 2, fa fuori un avversario accanto a sé Meneselli, lo serve in questo momento. Pantaleoni di prima, Bugiani ancora, Porcacchia. De Angelis, Porcacchia, Mazzesi, Melucci. Adesso, vieni su. Chiusura in fallo laterale, rimessa che sarà per il Montefiascone. Ultimo tocco proprio di Melucci. Chiuso da Minciotti, laterale che andrà a battere Zolla. Zappalà. Trova il varco per far passare questo pallone. Avanza il Montefiascone. Azione solitaria e fallo conquistato dal numero 11 Bordoni. Basta la testa, non vede più niente, non vede più niente, se si impegna dopo non vede più niente, non ha visto niente dove era, e uno si chiama Minciotti e Fraghi sul punto di battuta, distanza considerevole. La rincorsa di Freghi che va col destro, conclusione murata, il pallone allontanato. Faina, lungo, colpisce col Porcacchia. Ancora Montefiascone nella metà campo del play-eur. Faina stavolta tiene il pallone a terra, giocando con Bordoni che allarga sulla destra. Bella cima, pallone dentro l'area, Panicchi prolunga, se la cava il play-euro, ma ancora viva la sfera per il Montefiascone. Veneselli la riconquista, prova a trasformare l'azione in offensiva, va via Veneselli, raddoppio su di lui, guadagna, anzi no, la rimessa laterale che è affidata al Montefiascone. Non è della stessa opinione Veneselli. Zolla può andare con le mani, trova Panicchi che mette a terra, copre la sfera il 9, gioca all'indietro per il 2, riconquista il pallone il play-euro, poi stufa, tocca per ultimo, laterale ancora per gli ospiti. Fraghi, corto per Luperto che allarga, bella cima. Apertura sulla sinistra. Interviene Melucci a riconquistare la sfera, alza poi un campanile il numero 2, Zolla colpisce di testa, Melucci ribatte, Nami prova a metterla a terra giocando con il numero 4 Faina, verticalizzazione rasoterra, la sponda di Panicchi, poi Nami alza col mancino, pallone che controlla Castellani al limite dell'area di rigore. Proteste del Montefiascone, tutto regolare per il direttore di gara, si gioca. Aperto. Alza la sfera, colpo di testa di De Angelis. Ancora Montefiascone in avanti però con Pantaleoni che nel tentativo di riconquistare il pallone commette un'irregolarità. Perché l'arbitro ha guardato il guardialineo e pensavo che fa. Dai Gabri! Taglia sul primo, Lele! Faina
va dentro l'area di rigore, colpisce Porcacchia, in fallo laterale. Veneselli non riesce a evitare la rimessa che Zolla si appresta a battere. Si fa vedere Fraghi, Zolla preferisce andare dentro, sponda col petto ancora per il numero 2 che tocca poi per Nami che col destro va dentro l'area di rigore, la sfera passa, Mazzei si allontana, Zolla mette ancora giù, traversone che è ancora buono per l'area di rigore e Castellani salva il play Eur. Prova a uscire la formazione di casa, pallone lungo a cercare Babucci, all'indietro Stufa controlla, Babucci è lui a far partire il traversone, Murato tiene a terra il pallone del player, lo alza poi Pantaleoni dentro l'area di rigore per Barile che però è in posizione di fuorigioco. Montefiascone che si è reso pericoloso qualche istante fa, la più ghiotta occasione del primo tempo per gli ospiti è arrivata su questo doppio traversone. Alla finita, guarda le cose giuste, guarda! Fischia la punizione, fuori l'area! L'ho presa! Pantaleoni, Barile, scambia col 5, ancora Barile, va via bene a 3 avversari, poi ha anticipato Babucci, Melucci mette giù la sfera, gioca corto con Stufa che va via a Faina, tocca per Bugiani, si fa vedere De Angelis sulla sinistra, riceve il 3, può andare ma il pallone ha superato la linea laterale del campo. Esce il Montefiascone, pallone sulla destra, interviene Porcacchia, De Angelis di testa, Bugiani, Faina, Bordoni, Nami allarga, buono scambio tutto di prima del Montefiascone, poi Porcacchia chiude in fallo laterale. Dice sì, me lascia. Traversone dalla destra, Porcacchia interviene col petto, poi Pantaleoni alza un campanile. Ancora il 5, la mette giù alla fine Stufa che allarga per Melucci, pallone lungo a cercare Babucci, copre bene Fraghi che va all'indietro da Caselunghie che rischia un po', alla fine guadagna la rimessa dal fondo. Stiamo per entrare nell'ultimo giro d'orologio di questo primo tempo. Avanti il play Euro per 1-0 sul Montefiascone, decide la rete di Babucci al quarto d'ora. Partita tutto sommato piacevole nonostante le emozioni non siano state tantissime. Come ha rimbalzato questo? È tornato indietro. Può andare con le mani De Angelis. Abbiamo capito un po' di cose, però il problema rimane. Zappalà non riesce ad allontanare. Fraghi a sua volta mette questo pallone fuori dall'area di rigore, ma ancora play Euro nella tre quarti avversaria con De Angelis che tocca. Bella Cima allontana
Porcacchia mette a terra, ma sbaglia il tocco. Verticalizzazione poi a cercare Minciotti, senza rischiare. Mazzesi in fallo laterale. Così vede come pare che tu rinuncia a un centrocampista buono per averci un pessimo attaccante. E dice che sono peggio. Pallone sulla destra, traversone verso il centro, colpo di testa, pallone ancora dentro l'area di rigore, sfera pericolosamente dalle parti di Castellani, che alla fine la fa sua. E dopo 45 minuti arriva il fischio del direttore di gara, squadra negli spogliatoi, Playeur in controllo della gara, in vantaggio per 1-0 sul Montefiascone. Tutto pronto, parte il secondo tempo della sfida tra Playeur e Montefiascone. 1-0 il parziale per i padroni di casa, decide il gol di Babucci dopo 15 minuti del primo tempo. Montefiascone che non ha creato tantissimo nella prima frazione, che è chiamato a fare di meglio per portare punti a casa da questa trasferta. Possesso proprio per gli ospiti in questo momento, con lo scambio tra i due centrali difensivi. Fraghi poi sbaglia il tocco in verticale, allora Veneselli subito per Bugiani, che controlla di prima intenzione, prova ad allargare sulla sinistra, Pantaloni intercetta la sfera, De Angelis trova Barile che controlla, non ha la possibilità di andare verso l'esterno, si gira, torna sui suoi passi, mette poi in movimento De Angelis sull'auto di sinistra, traversone del numero 3, sfera dentro l'aria, allontanata in fallo laterale. De Angelis con le mani, va da Babucci che di sponda gioca con Barile, ha commesso un fallo per il numero 9 in maglia nera, punizione per il Montefiascone. Faina, attaccato Panichi, si prende il calcio di punizione, guadagna metri il Montefiascone. Fraghi, apertura sulla destra, bella Cima, controlla con qualche difficoltà e Barile può ripartire, si fa vedere Bugiani, Barile va via, De Angelis sbaglia il tocco per il 7, laterale per Bella Cima, si fa vedere un compagno a Babucci, riesce a far solo la sfera, va poi a terra, il tentativo di girarsi il numero 9, tutto regolare, rimessa con le mani per il Montefiascone già battuta. Faina, Zolla, Faina, suggerimento in verticale, intercettato da Pantaleoni che va via, due avversari, mette in movimento Barile, Barile può puntare la porta avversaria, Barile in area di rigore, col sinistro Barile, Caselunghie para. Disperazione per il numero 10 che ha commesso un grave errore, stufa, guadagna un calcio di punizione e il Playeur può rimanere nella metà campo avversaria. Ghiottissima occasione per Barile per siglare il 2-0. Caselunghie ha coperto bene il palo di competenza. Pantaleoni serve, De Angelis, sarà uno schema capito però dal Montefiascone che può ripartire con Panichi che prova ad andare via, fermato. Ancora De Angelis, Pantaleoni attaccato, fa passare questa sfera, si prende un calcio di punizione ancora il numero 5.
Porcacchia, suggerimento in verticale Murato, ma sfera ancora tra i suoi piedi. Barile, raddoppio, tocco centrale per Pantaleoni che di prima scarica per Porcacchia. Barile lascia passare, De Angelis può andare, ancora Barile. Laterale per il play Eur. Hanno qualcosa da dirsi Barile e Minciotti. Porcacchia, pallone verso l'area di rigore, sfera che diventa buona, il controllo di Stufa all'indietro per Barile col mancino, ancora una grande parata di Caselunghie e poi fallo di Pantaleoni. Splendida azione del play Eur con l'ottimo controllo di Stufa all'interno dell'area e poi sul mancino di Barile straordinaria risposta di Caselunghie che tiene in vita il Montefiascone. Sbaglia il tocco di testa Luperto, prova a ripartire il play Eur, Barile non controlla, interviene ancora il numero 8 che gioca con Nami, finta del 10 all'indietro da Bellacima. Faina va a ricominciare da Caselunghie, grande protagonista di questo inizio di secondo tempo. Pallone in avanti, Mazzesi No, è iniziato il secondo. va a giocare con Castellani. Movimento su entrambe le panchine, vedremo quali saranno le scelte dei due allenatori. Fallo anche di Babucci ora nel tentativo di coprire la sfera. Dico tu chiama sempre Angioletti. Faina alza la testa, decide di giocare corto con Zappalà. Luperto all'indietro. Fraghi ad allargare, interviene Melucci. In fallo laterale. Zappalà. La corsa di Babucci che va a chiudere in fallo laterale. Fraghina avanti, ci mette la testa Mazzesi. Veneselli, Babucci sul filo del fuorigioco, il pallone in verticale, Babucci non si lancia. Controlla senza esitazioni Caselunghie. Fraghi, un altro pallone lungo sulla destra stavolta. Fa buona guardia De Angelis, si prende la rimessa laterale, ottima prova finora del numero 3 del play Eur, che va con le mani a cercare un compagno lungolinea, Stufa di testa a prolungare, pallone al limite dell'area, Pantaleoni, due volte, alza un campanile il numero 5. Tiene il pallone in gioco Melucci con Veneselli che prova ad andare via sulla destra, chiuso. Attento Fraghi, sembrava destinato a spegnersi in fallo laterale, il pallone tenuto in vita da Melucci. Zappalà, lungolinea, rasoterra per Minciotti che la mette a terra, gioca all'indietro con Bellacima. Panichi anticipato da Porcacchia, Bugiani, De Angelis, perde il pallone il play Eur nello stretto, sbaglia anche Bellacima, allora Pantaleoni attaccato, tocca con la punta, Barile non riesce a tenere il pallone in gioco, laterale per il Montefiascone. Bellacima, ancora corto per Faina che tocca e scambia con un compagno, allarga poi dall'altra parte la discesa sulla sinistra di Zolla che può andare a crossare. Melucci chiude in fallo laterale
già battuta la rimessa dal 2, pallone all'indietro, giocato al limite dell'area di rigore, scarico fuori misura con Babucci che prova ad allargare il pallone sulla sinistra per la corsa di Barile che arriva a gran velocità, può puntare Zappalà, Barile contro Zappalà, alza la testa, va dentro l'area di rigore, pallone dall'altra parte, Babucci mette giù, prova a rientrare sul mancino, fermato da un grande intervento in fase difensiva di Luperto che poi va a giocare in verticale con un compagno, interviene Pantaleoni, duro scontro, fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Montefiascone. Oddio, ne ho da mano. Ti ha dato 30 volte. Come tu voleva dire. Ho butti fuori, non avevo butto fuori io. La faccia, sì, la faccia che sembra Freghi allarga per Bella Cima che si è alzato sulla destra, prova a penetrare centralmente il numero 3 messo giù, calcio di punizione per il Montefiascone. Nami sulla sfera, solo Barile in barriera. Lunghissimo il pallone del numero 10 Castellani, legge bene la traiettoria e blocca la sfera. Lungo coi piedi il numero 1 a cercare Babucci, legge bene il rimbalzo Faina che interviene in anticipo sul pallone. Stufa di testa Beneselli sulla sua verticale Babucci, cerca il cambio di gioco, pallone non controllato da Bugiani, probabilmente era indirizzato a Barile. Ora Porcacchia in anticipo, in verticale Veneselli, posizione regolare per il numero 11, si fa vedere sulla destra e viene servito Babucci. E io un cazzotto in testa devo dare volentieri, però. Dai, però, su. Non affonda il play Eur, può andare allora il Montefiascone. Traversone sporcato che Pantaleoni può addomesticare, far diventare buono per Barile che va a scambiare con un compagno, ancora Barile in area di rigore, traversone sul secondo palo, spera ancora buona per Pantaleoni che non riesce a calciare, si salva in calcio d'angolo il Montefiascone. A terra Pantaleoni, atterrato in area di rigore. come se gli avesse interrotto il respiro, però Regolare il contrasto con l'avversario, ma è rimasto a terra il numero 5 del play Eur che ha guadagnato un calcio d'angolo. dovrebbe essere calcio angolo perché l'arbitro sta laggiù. Ma magari ti dici su qualcuno la supera. Siamo tutti pennelloni a baffare. Posso dico, magari sfruttavano ogni tanto. Luci, segue pure in panchina quello. Pantaleoni e Fraghi si sono rialzati, sembra tutto ok per i due calciatori del play Eur del Montefiascone. Dovranno chiaramente temporaneamente abbandonare il campo, perdono dunque una torre per parte le due formazioni per questo calcio d'angolo che Veneselli sta per andare a battere. Va dentro l'11, una bellissima traiettoria che Babucci prova a correggere in rete andando vicinissimo alla doppietta. Bravo Giacomo.
La chiama Porcacchia, che va di testa sul rinvio di Caselunghie. Barile non riesce a prolungare. Laterale per il play out. Direttore di gara che corregge la segnalazione. Secondo me si è sbagliato. Cioè, del serio cavolo, vabbè. De Angelis, Babucci. Si gira in mezzo a 3 avversari. Gioca in orizzontale. Zolla allontana. Pantaleoni di testa. La mette giù Faina che prova a far ripartire in velocità i suoi. Copre benissimo però Melucci, che poi alza questo campanile che può diventare buono per Panichi, che gioca all'indietro col numero 7 Minciotti defilato sulla destra. Raddoppio su di lui, traversone che non passa. Faina a supporto. Bella Cima mette il pallone sul secondo palo. Segnami! Controllo e destro con Castellani che para, e colpo di testa clamorosamente alto, vicinissimo al pari il Montefiascone. Azione clamorosa sciupata da Panichi, che di testa a pochissimi passi dalla porta ha mandato alto sopra la traversa il pallone del possibile 1-1. Secondo tempo cominciato in maniera sicuramente molto più coinvolgente del primo. Babucci di testa, Zolla, Pantaleoni non controlla, Melucci, va via sulla destra Veneselli, raddoppio su di lui, Veneselli raggiunge il fondo, può pensare al traversone, sfera che passa, allontanata poi dalle maglie verdi della formazione ospite. Zolla, Faina mette in fallo laterale perché si è fatto male Veneselli probabilmente. Pallone sulla sinistra, Zolla di testa prova a giocarlo subito verso il centro. Mazzesi allontana in fallo laterale. Melucci senza Fronzoli, allontana, la mette giù Babucci, circondato da maglie verdi, deve giocare di sponda. Sbaglia poi il tocco in verticale Melucci. Mazzesi mi dice 2 parole di conforto. Montefiascone che riprende con Luperto che va in verticale. Mazzesi di testa in fallo laterale. Laterale per Bellacima. Va dentro l'area di rigore dove Porcacchia in anticipo subisce un fallo da parte di Bordoni. Può andare coi piedi Castellani, pallone intercettato da Nami, ancora play out, Babucci. Zappalà riconquista la sfera, poi sbaglia tutto. Stufa, non riesce ad andare in avanti. Allora Montefiascone nella metà campo avversaria, Porcacchia in anticipo, poi Mazzesi allontana definitivamente in fallo laterale. Con le mani Bellacima. Gioca con un compagno
È punizione, tieni. Al limite dell'area, alla meglio il player. Babucci, la sponda per Barile, che sulla destra premia l'avanzata di Melucci. Veneselli va a lungo dall'altra parte. Babucci può mettere giù col petto, vicino a lui De Angelis che controlla, alza la testa. Ecco il traversone sul secondo palo. Barile di testa, era in fuorigioco non Barile ma Melucci, che si era addirittura presentato all'interno dell'area di rigore del Montefiascone, che riparte ora col pallone sulla fascia sinistra. Lo stesso Melucci a combattere con Panicchi, alla meglio il 9 del Montefiascone, che riesce a coprire la sfera nei pressi della bandierina. Raddoppio di Stufa, ma fallo di Melucci, calcio di punizione per gli ospiti. Adesso andiamo giù lungo te, non troviamo uno, qualche neretto, qualcosa. Vai Raffa! Vai Ricky, dai! Abbiamo uno grosso. Ma tu stai giocando a tanto? Facciamo una prova. Abbiamo uno grosso. Qualcosa combinerà. Abbiamo rotto qualche la porta tesa, forte tesa. Faina alla battuta, 7 maglie verdi in area di rigore. Va il numero 4, pallone dentro l'aria, il colpo di testa e il pareggio del Montefiascone. Al 21esimo della ripresa arriva il pari degli ospiti. Play Euro è andato vicinissimo al raddoppio in più di un'occasione e ora si ritrova a dover rifare tutto da capo, 1-1. Io pensavo che di testa non pregavano in mano. Grande Gabri! Effettivamente c'ho le mani. 23 più recupero alla fine. Play Euro 1, Montefiascone 1. Su 2 calci piazzati sono arrivati i rispettivi gol. E Montefiascone che ora ha anche l'entusiasmo dalla sua parte. Lei si era messa la faccia dentro al farmacio, la si vede. De Angelis, Bugiani di prima trova Barile che può andare sulla sinistra. Luperto lo raggiunge, lo costringe a indietreggiare. Sfera allora per Bugiani che gioca in orizzontale con Pantaleoni. Mazzesi va a lungo a cercare l'inserimento di Bugiani. Fa buona guardia Faina che di testa appoggia per Caselunghie. Sarà importante capire quali carte si giocheranno i due allenatori per provare a portare a casa i 3 punti. Porcacchia di testa, Luperto con l'aiuto di un braccio sanziona l'irregolarità il direttore di gara. Porcacchia gioca con De Angelis, alza la testa il numero 3 che poi va corto da Stufa. Il velo di Barile, sfera che passa, Babucci non capisce l'iniziativa del compagno. Attenzione al colpo di testa di Zolla all'indietro che sta per mettere in difficoltà Caselunghie in modo simile a come è avvenuto 7 giorni fa al Play Euro. Prolunga di testa Bordoni, pallone nell'area di rigore fatto preda da Castellani. Pantaleoni di prima, verticalizzare col mancino per Babucci, posizione regolare, l'uscita di Caselunghie, posizione non regolare. Direttore di gara e assistente più che altro che si è ovviamente accertato che Babucci intervenisse sulla sfera prima di alzare la bandierina. Così è stato e dunque calcio di punizione in favore degli ospiti. Sì,
25esimo del secondo tempo in corso, 1-1 il parziale tra Playeur e Montefiascone, con gli ospiti che hanno raggiunto la parità qualche minuto fa. Ruperto, Nami di prima dall'altra parte, dove si va a vedere Zolla che ancora tocca col mancino in verticale. Troppo lungo il pallone per Panichi. Sembra pronto un cambio nelle fila del Playeur. Può andare intanto il rinvio Castellani. Fuori Babucci, autore del gol del Playeur. Dentro Boncompagni. Faina scambia con un compagno, non si chiude l'1-2, Barile fa sua la sfera, messo giù il 10, calcio di punizione, si innervosisce poi Barile, arbitro che estrae un cartellino giallo, gioco che non può riprendere. Eccola qui l'ammonizione per il numero 11 del Montefiascone, Bordoni. Calcio di punizione dunque per il Playeur. Mazzesi gioca con Porcacchia, in verticale Bugiani, tocca in orizzontale ma nulla da fare. Ancora Playeur che riconquista la sfera con Melucci che gioca in verticale, Veneselli chiusa la sua iniziativa, Bordoni all'indietro per Zolla che ricomincia da Fraghi, Zappalà. Tocco centralmente, Luperto non controlla benissimo, può comunque avanzare il Montefiascone con Nami che può puntare la difesa avversaria, tentativo di verticalizzazione intercettato dalla difesa del Playeur che si distende dall'altra parte con Veneselli che cambia gioco, interviene Zappalà provvidenziale, Pantaleoni a sinistra da De Angelis, controlla il 3 sulla sua verticale, c'è Barile, pallone lasciato proprio al 10 che rientra sul destro, gioca con Bugiani, Bugiani cerca il fondo, va col mancino sul secondo palo Bugiani, sfera prolungata da Zolla, sul secondo palo c'è Veneselli che controlla all'altezza del lato corto l'area di rigore, alza il pallone verso il centro, fuori gioco di Barile. Regge il Montefiascone sulla spinta offensiva del Playeur. Zolla. Lungo per Nami che mette giù col petto, ancora Zolla, Luperto alza la testa, va in verticale, la sponda di testa per Bordoni che non trova la conclusione. E c'ha questo qui che si inserisce il fuoco. Ah, è nero. Castellani a rimettere in gioco il pallone, Pantaleoni prolunga, scarica Boncompagni che riceve il pallone di ritorno di un compagno, chiude Zappalà, gioca coi piedi
Caselunghie, Mazzesi, in fallo laterale. Pantaleone a contrasto con un avversario, alla meglio il numero 5 del Play Euro, poi la sponda di Boncompagni che non trova però un compagno. Scusa il gioco di parole. Allora Faina, Bordoni, fermato da un avversario. Beneselli sulla destra, interviene Zolla. Laterale affidata a Melucci. Lo scarico di Barile. Suggerimento in verticale poi per la corsa di Panichi. Esce Castellani. Rinvia lungo. Buon break del Montefiascone. Fallo ai danni di Stufa. Calcio di punizione già battuta. Barile allarga sulla sinistra. Pallone fuori misura. L'anticipo di testa di Bella Cima, ma Play Euro ancora in avanti. Chiude questa volta Zappalà, che sul ritorno di Pantaleoni di calcio addosso e guadagna la rimessa laterale. Dai Play, dai! Non fischi, ora dai giusta. Dai, prendiamo sta palla senza paura. Mazzesi legge male la traiettoria. Allora Melucci prova a fermare l'avversario, lo fa, ma con un fallo che gli costa anche il cartellino giallo. Mentre nel Play Euro c'è il secondo cambio con Bugiani che lascia il campo per far posto a Flores. Con la maglia numero 17. Faina sul punto di battuta, va in porta il 4, blocca Castellani. Io voglio vedere si butta al portiere. Melucci all'indietro, ricomincia da Castellani, alza il pressing il Montefiascone, gioca palla a terra il Play Euro con Porcacchia che avanza, Pantaleoni, De Angelis, spazio per andare sulla sinistra, Boncompagni, spalla alla porta, perde la sfera il 18, avanza allora Faina che fa tutto da solo, si distende sulla destra, il ritorno di Porcacchia, il fischio del direttore di gara, calcio di punizione e giallo anche per il capitano del Play Euro. Si sta scoprendo il Play Euro e per forza di cose qualche rischio in più lo corre la formazione di Luzzardi, che con Boncompagni e Flores ha provato a dare freschezza all'attacco. Alla ricerca del 2-1. Fabrizio esce alla quarta alla terza. Alla terza alla quarta di punizione. Ancora Faina sul punto di battuta. La rincorsa del 4 che va dentro l'area. Battuto male questo calcio di punizione, sfera allontanata. Zappalà prova a rimetterla dentro l'area di rigore. Fallo ai danni di Pantaleoni, vorrebbero l'ammonizione i calciatori del Play Euro. Non è dello stesso parere il direttore di gara. Gioco che riprende con Stufa che tocca corto per Mazzesi. Sulla destra Melucci.
Si fa vedere Barile che di prima mette in movimento Veneselli. In anticipo Zolla che però colpisce male, laterale per il play-out. Pallone all'indietro, il traversone, sfera che passa, non la controlla Barile al limite dell'area, arriva Boncompagni, all'indietro per Porcacchia che di prima allarga sulla sinistra per De Angelis, al traversone, bella Cima, forse con le mani, allontana poi centralmente il pallone il numero 3, ancora play-out, alla fine Fraghi può uscire, palla al piede, tocca in verticale per Bordoni, il ritorno su di lui di Stufa, c'è un fallo poi ai danni di Mazzesi, calcio di punizione. Anzi no, semplice rimessa laterale, il pallone è stato toccato però da un calciatore del Montefiascone prima di terminare oltre la linea laterale del campo. Si rialza Panichi, terminato a terra. Pantaleoni in avanti di prima, Boncompagni in qualche modo prova a intervenire, poi Barile va a servire ancora il 18. Barile di prima dall'altra parte dove c'è il controllo di Flores, posizione di offside per il 17. (36) sul cronometro. Guarda la linea, guarda! Due cambi per il play-out, ancora nessuno per il Montefiascone che rimane con gli stessi 11 di partenza a 10 minuti dalla fine della gara. Bella Cima, Faina, Nami allarga sulla sinistra, pronto anche il terzo cambio nel play-out. Apertura tutta a destra per Bella Cima che arriva su questo pallone, lo controlla, va dentro col destro, la sotterra. Porcacchia in anticipo, De Angelis ad allontanare col petto Barile che lancia subito Boncompagni, fuori gioco anche del 18. Altissima la difesa del Montefiascone, quasi sulla linea di metà campo, fuori Pantaleoni nelle fila del play-out. Dentro Lanzi. Zappala, lungo, di testa, Melucci in fallo laterale. Ancora in possesso gli ospiti. Nemi gioca con Panichi, chiuso. Veneselli in mezzo a due, guadagna un calcio di punizione. Primo cambio anche negli ospiti. Dentro Buratti. Aspetta le spalle. Dai Ivan, dai. Fuori Bordoni. Bravo! Mazzesi sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Stufa si fa vedere. Il 4 preferisce andare lungo. Boncompagni di testa. Due volte. Alla meglio però la difesa del Montefiascone che può ripartire in velocità. Non è ottimo il controllo di Panichi che si trova però la sfera ancora ai tre piedi. Prova ad andare via alla difesa del play-out. Finisce giù e guadagna un calcio di punizione. Poi c'era l'autostrada, ma no, tutto toto me ne consumi. Quattro soldi.
Faina sembra essere incaricato della battuta di questo calcio di punizione, va il 4 sopra la barriera, comodissimo per Castellani. Porcacchia, anzi De Angelis, ancora per il neo entrato. Mazzesi, lungo a cercare Barile, sfera che passa, può diventare buona per Boncompagni, la fa sua Zappalà che poi va lungo a cercare ancora Panichi. Mazzesi di testa all'indietro, Melucci, Beneselli, Lanzi, Porcacchia, cerca il filtrante, intercettato. Minciotti può andare, trova un buon pallone in verticale con una posizione di offside segnalata a Panichi da parte dell'assistente del direttore di gara. Calcio di punizione per il player già battuto, pallone in verticale a cercare Boncompagni, interviene Fraghi, anticipo di Stufa, ancora Fraghi però che va via a Lanzi, avanza il 6, punta Mazzesi, Fraghi in area di rigore, pallone sulla sinistra, in qualche modo il player ora uscire, poi pallone oltre la linea di fondo campo. Porcacchia e Panichi discutono, avanzata palla al piede di Fraghi, sta per far male al player. 41esimo che sta per scoccare. Beneselli va via ad un avversario, trova il filtrante per Barile, posizione regolare per Barile, a tu con Caselunghe che in due tempi blocca la sfera. Ancora poco freddo Barile, seconda grande occasione per il numero 10, due volte ipnotizzato da Caselunghe, che se la partita dovesse finire così avrebbe probabilmente diritto al premio di migliore in campo. Zolla va a giocare lungo, Panichi di testa, Melucci, un fallo laterale, ancora le mani tra i capelli Barile, ripensando all'occasione sciupata qualche istante fa. Pallone in verticale, attenzione alla posizione favorevole per Luperto, la cui conclusione si spegne tra le braccia di Castellani, estremo difensore che va a mettere in movimento Flores. Non si è ancora visto il numero 17 del player che qui costringe al fallo e all'ammonizione Minciotti. Dani, dalla Marco. Ma chi ha tirato? Che ha messo fisico? Dai Federini, dai Dalla Beneselli, dalla Marco, famo prima. Porcacchia, lungo, la mette giù Boncompagni che gioca all'indietro per Barile, pallone fuori misura, può uscire il numero 13 Buratti, gioca in orizzontale, lo scarico di Luperto per Faina che allarga sulla sinistra, posizione di offside da parte di Panichi. Dai Daniele, dai! Gioco interrotto, cambio nel Monte Fiascone. Finisce la partita di Minciotti, appena ammonito. Dentro per il Monte Fiascone. Il numero 15 Ceccarini. Dai Cecco! Vai!
Porcacchia. Bravo, dai Cecca, dai Cecca! Riceve Flores. A campo davanti. Serve De Angelis. Centrale per Barile che alza la testa, va dentro l'area. Boncompagni prolunga la rovesciata. Pallone ancora buono per Boncompagni che va a siglare il gol del 2-1 per il Play-Eur al 45esimo del secondo tempo. Boncompagni riporta avanti i padroni di casa. Bravo, bravissimo! Bravo! Quello scudetto. Manuel. Si riporta avanti il Play-Eur. Al posto giusto nel momento giusto Boncompagni che fa 2-1. Forza ragazzi, dai! Novantesimo superato da qualche secondo. Faina in avanti. Controlla Panichi che prova ad andare, libera il destro Panichi. Blocca Castellani. Mazzesi lungo. Boncompagni, la sponda di testa per Barile che di prima alza un campanile che Flores ha qualche difficoltà a mettere giù. Flores, De Angelis. Dai Manu, dai Manu, appoggiagliela! Boncompagni copre la sfera, poi la perde, tutto regolare. Interviene Porcacchia, Barile. Si inserisce Veneselli, Barile va dall'altra parte dove c'è Flores, posizione regolare anche per Flores che va sul secondo palo, Barile la rimette dentro, allontanato il pericolo, sfera al limite, Boncompagni va a giocare ancora con Flores, Play-Eur nell'area di rigore degli avversari, Flores prova a liberare il destro, pallone sul fondo. Lungo Caselunghie. Luperto di testa, Faina. Cerca il filtrante per Panichi, ma Mazzesi interviene. Dall'altra parte Zappala. Nemi mette a terra. Calcio di punizione giallo per Veneselli. Pallone Rafa, attento. Trovato tra le linee Buratti che avanza. Suggerimento sull'esterno per Zolla che fa partire un ottimo traversone di testa. Mazzesi chiude in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Montefiascone. Pallone dentro, sfera che passa coi pugni Castellani. E Veneselli mette in fallo laterale. Anzi, sarà ancora calcio d'angolo. Corner dentro l'area, ancora Castellani. Ottima uscita del numero 1 del Play-Eur che fa su alla sfera, si prende anche l'abbraccio di Melucci. Subisce un fallo e andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Dai. 48:30 sul cronometro. Metteci la forza. Ceccarini sbaglia il tocco. Lanzi in verticale. Con le mani bella cima. Invitato dal direttore di gara a correggere la posizione.
prolunga, Faina. Sopra, sopra, è finita! Ok, il triplice fischio del direttore di gara, Play Eur all'ultimo respiro, batte Montefiascone 2-1, ritrova la vittoria, sale a quota 32. Montefiascone che ha dato filo da torcere ai padroni di casa soprattutto nel secondo tempo. Boncompagni, entrato nella ripresa, riporta in vantaggio i padroni di casa dopo il momentaneo 1-0 di Babucci, e Play Eur che dunque si riporta avanti.